Manca solo la matematica, ma la vittoria di oggi pomeriggio al Fresina consente alla Rosmarino di blindare quasi definitivamente la salvezza nel massimo campionato regionale. Di contro l'Anebros perde dopo 13 turni utili e subisce in esterno il primo gol nel girone di ritorno. Avaro di azioni il tabellino della prima frazione con i biancoverdi che provano a scardinare la retoguardia di casa, ma né Trovato prima né De Gaetano dopo e soprattutto Di Vita successivamente scalfiscono la porta blindata di Santiago Sendin. Le emozioni si concentrano al tramonto del primo tempo con Genovese che gonfia la rete di K al minuto 40 approfittando dell'assist sul piatto d'argento di Capitan Biondo. Nell'occasione proteste dei ragazzi di Palmeri per un fallo ai danni di Bontempo, di diverso avviso il direttore di gara. Prima frazione che si conclude con l'estremo ospite che nega il raddoppio a Ghirardi respingendo dalla sinistra la sua conclusione. La ripresa si apre con la Nebros immediatamente nell'area avversaria, ma la conclusione di Pontini trova Sendin pronto alla presa. Passano 4 minuti e Biondo ostacola il rilancio di K inducendo il fischietto palermitano ad estrarre il giallo, il secondo che lascia i padroni di casa in inferiorità numerica. Prova a sfruttare l'uomo in più la Nebros che sciupa una doppia occasione al minuto 72 quando De Gaetano apparecchia ma né Pontini prima e nella Plus poi gonfiano la rete di Sendin. Rete che non viene sollecitata nemmeno dall'altra parte quando Vergara serve Di Stefano, che sulla sua strada trova la deviazione in corner dell'estremo classe 2000. Serra i tempi la Nebros provando l'assedio finale, ma non trovano l'impatto vincente di testa né Panzarella prima e né De Gaetano dopo. Nebros che non demorde e prima del cospicuo recupero centa la traversa con un tiro cross di Laplace che per poco non sorprende Sendin. Estremo di casa che blinda porta e probabilmente salvezza nel recupero quando dice di no alle conclusioni di Sacca prima e De Gaetano dopo facendo gioire il pubblico granata in tribuna. Al triplice fischio grande balzo in avanti in classifica per i padroni di casa che adesso vedono a portata di mano l'obiettivo salvezza. Si ferma la striscia utile per la Nebros che da tempo ha blindato il posto nella griglia playoff e nelle ultime 2 gare tenterà di acciuffare il posto migliore per il post regular season.